Questa mia vita se ne va. Quanto è bella la gioventù, ma all'improvviso sei vecchissimo. Tendenzialmente trattengo rapporti superficiali e vado a zonzo con la mia faccetta rassicurante, così nessuno si accorge che invece sono pieno di menate e tanti altri problemi che non ho mai risolto e forse non risolverò mai. Tendenzialmente non affronto mai taluni argomenti, sorrido molto e conquisto quasi tutti i presenti. In più nessuno si accorge di quanto sono pieno di menate e tanti altri problemi di cui dovrei parlarvi, dei quali non vi parlerò mai. Vorrei fare felice la mia nonna, una casettina in periferia, la mogliettina al posto fisso in banca. Vorrei, chissà se ce la farò mai. Tendenzialmente io frequento soltanto alcuni locali e vado a zonzo indossando occhiali scuri griffati, così nessuno si accorge che ho sempre le pupille dilatate. Sarebbe salutare ridurre le pippate, ma forse tanto male non fa. Da un po' di tempo sto vedendomi con una ragazza, va tutto bene, ma mi ha chiesto quando andiamo in vacanza. C'è troppo coinvolgimento, sarà che ho un po' paura dell'amore. Mi sa che va a finire che adesso ci lasciamo e forse non mi sposerò mai. Vorrei fare felice la mia nonna, una casettina in periferia, la mogliettina al posto fisso in banca. Vorrei, ma so che non ci riuscirei. Potrei fare una lampada abbronzante, comprarmi una bella Porsche e andare in giro come un bell'imbusto sulla mia Porsche. La 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 la. Sono qua in Porsche, Corso Como, ci vediamo giù, tranquillo? Sto ascoltando la banda, quando sei giù dopo te la faccio ascoltare anche a te la banda. Ascolta, ho un piccolo problema di liquidità, se quando siamo giù dopo ti spiego, no, ma è una roba momentanea, tranquillo. Ho in mano un'idea, guarda, pazzesca, che facciamo i soldi e dopo... Aspetta! Oh signor, te chi? Quei Dolce Gabbana, vieni qua che mi hai sceppato il furgone. Ma uno va in giro con gli occhiali a specchio alle 4 del mattino, che mi sono già in giro a lavorare, piccolo. Ascolta un attimo, Lollapalooza, vieni qua a darmi una mano che c'è un pezzo di lamiera tutto storto.
Oh tipo, cazzo scusa, cioè però anche te sei venuto fuori all'improvviso. Su venitore a mia all'improvviso. E cazzo, ero lì bello, agile, tranquillo e sei venuto fuori, come no? Agile e tranquillo, vieni qua un attimo. Oh, ma sei fuori! Altro che male, ci sono qui i testimoni. Senta, scusi, passante, glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente. No, non ho visto niente io sono qua solo perché mi piace il cazzo. Tra le maschere che l'uomo può indossare ricordiamo la Tra le maschere che l'uomo può indossare come non citare c'è la maschera di ferro, c'è la maschera di ferro, ma la maschera di merda te la fa solo Spider-Man. Un cavallo dietro l'angolo voleva incularmi la Vespa, un cavallo dietro un altro angolo voleva incularmi la Caterina, ma io ho chiamato Spider-Man, lui mi ha risposto dimmi, e io ti ho detto vieni qui che c'è bisogno di te per difendere me. Attenti cattivissimi perché è arrivato Spider-Man che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spider-Man che tutti spalmerà. Perché è arrivato Spider-Man che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spider-Man che tutti spalmerà. Non c'è dubbio che Spider-Man sia un amico con le mani in pasta. E non credere che Spider-Man gli puoi dire tipo adesso basta.